Per concludere, qual è la relazione tra vaccinazione e screening? Sicuramente vaccinazione e screening sono due strumenti molto potenti di prevenzione primaria e secondaria del tumore del collo dell'utero che non si escludono a vicenda, ma si integrano. E il futuro ci fa vedere come nello screening il pap test andrà in pensione e verrà sostituito come test primario dal test dell'HPV. Quindi andare a vaccinare contro l'HPV e poi testare le pazienti per l'HPV riunisce un po' i due mondi della vaccinazione, quindi della prevenzione primaria e della prevenzione secondaria sotto un unico razionale, e questo renderà il messaggio molto più chiaro e molto più comprensivo. Quindi io vedo un aspetto estremamente positivo che anche sul piano dello screening ci si muove verso il test per il papillomavirus.